In Commissione questo bilancio proprio non è piaciuto, soprattutto per quella parte sanitaria che è la parte più grossa. Poche idee confuse da parte della maggioranza. È un bilancio che dal nostro punto di vista va riscritto completamente, primo perché non tiene conto delle emergenze che sono successe nel Veneto in questi giorni, l'emergenza ambientale, quindi chiediamo 100 milioni di euro da subito per sostenere questa fase delicata per le imprese e le famiglie, dall'altra poi chiediamo un investimento pluriennale di 50 milioni all'anno da parte della Regione. È ora di finirla con interventi tampone, bisogna fare interventi strutturali per evitare che ogni anno i cittadini veneti vadano sotto acqua. Seconda questione riguarda sanità e sociale, c'è una confusione totale all'interno della maggioranza su come ripartire le somme. La nostra preoccupazione è che non si decida da una parte dove mettere i soldi per il nuovo ospedale di Padova, che non deve più essere costruito in project financing. Noi siamo contro questa metodologia finanziaria per costruire gli ospedali, quindi i soldi devono essere pubblici. Dall'altra i tagli che vengono prodotti sul fronte del sociale. Non a caso noi altri il 1° a Padova faremo una grande manifestazione per dire basta ai tagli in un settore così delicato e mettere più risorse, noi diciamo i 14 milioni di euro che mancano in questo comparto. Poi c'è tutto l'altro problema riferito alle emergenze sociali da una parte, le persone che non hanno né cassa integrazione né sostegno pubblico e né lavoro, in questo caso noi chiediamo di mettere risorse per poter in accordo con i comuni aiutare queste persone a fare delle attività utili, diciamo con un piccolo compenso che viene dato dalla Regione, e dall'altra l'emorragia, la fuga dei giovani dal Veneto che decidono di andare all'estero perché non trovano un lavoro, e noi pensiamo che tirar fuori 15 milioni ogni anno per 2 anni per trattenere ragazzi laureati che lavorino all'interno delle aziende per fare innovazione di prodotto, per aiutare le aziende a entrare nei mercati internazionali in maniera più forte, sia la strada necessaria, utile per investire sul futuro delle giovani generazioni, ma io dico sul futuro del Veneto, utilizzando e valorizzando queste potenzialità. Certo che se questa maggioranza avesse le idee un po' più chiare o fosse anche solo un po' più politicamente coesa. Ma intanto va ricordato che in questo momento l'ex PDL si è diviso in 4 tronconi, ognuno che se la canta, se la suona in maniera diversa. La stessa Lega è divisa in due tronconi, siamo senza una maggioranza e purtroppo abbiamo il Presidente Zaia che non capisce questo, è assente dal dibattito in Consiglio, è presente solamente laddove ci sono da fare spot di tipo elettoralistico, ma i nodi strutturali, i problemi veri della nostra gente, delle nostre imprese, dei cittadini non vengono risolti. Siamo condannati a un anno di paralisi, insomma. È già qualche anno che si fa poco. Direi che oggi abbiamo raggiunto la parte più bassa della capacità della maggioranza di stare assieme e soprattutto poche idee e anche molto confuse.